Amici della Sardegna, questa è la cena del Cagliari Club New York a Miami, o meglio, qua siamo a Weston, un po' al nord di Miami, una sessantina di sardi o amanti della Sardegna che sono venuti a questa cena. This evening started as a special evening for the Cagliari Club New York, which I'm president. But Miami ended up having more fans than New York. So after Andrea invited me last year to his restaurant Papa Ciccia in Miami, Front Street and Ocean Road, they come out with the idea of having another even more fancy Sardinia restaurant here in Weston. So today is like the opening of Weston, and in order to be a special guest of this evening, you either have to be a Sardinian person or a lover of Sardinia or Cagliari calcio. A scanso di equivoci io sono un turista, rimango un turista. Sarà a Praga essere un turista. Ci ha fatto ha lavorato in Smeralda e vive anche lei qua in Florida, è sposata con un sardo, Andrea. Perché ami la Sardegna? C'è un altro mezzo cagliaritano newyorkese, senza senza saperlo, si era messo la stessa maglietta mia. Alan Gomer, io l'ho conosciuto giocando a basket al Poetto. Raccontaci molto brevemente la tua storia. Come sei venuto a Cagliari e come sei venuto in Sono andato a studiare a Cagliari, per fortuna ho conosciuto mia moglie che è di Cagliari e ormai io sono più americano che americano. David Schroeder è in realtà del Sudafrica, però ama il cibo della Sardegna. Tell the truth, you like the Sardinian food. What do you think? The people or the food? Magnifico, bellissimo, bellissimo. Other people that love Sardinia, actually they've been sailing to Sardinia, is Nancy and Clark Johnson. They are well, the legend of windsurfing. Nancy, tell what did you like of Sardinia and Clark as well? Sardinia, the water, and some people How about the food tonight? Tonight it brings me back to Sardinia, like I was there yesterday. Great place. Ha fatto anche 4 figli, lo sai. Zona Blu è soprattutto opera, oltre che del nostro master chef Andrea Fata, delle sorelle Sheila e David Smith e Marras. Allora, David Marras è il cognome da parte dei loro genitori, David è il marito. Cos'è che vi ha spinto a fare questo ristorante? How did you siamo andati al ristorante di Andrea a Miami, è un chef meraviglioso e abbiamo veduto che aveva l'idea a Weston non c'è? Vi manca la Sardegna, vi manca la Sardegna. Quello voleva portare la nostra storia per fare i nostri amici conoscere perché noi siamo così innamorati di Sardegna. Voi non fate solo il cimmerinnato. Esatto. È un po' dimagrito recentemente, poi di lavorare.
Allora, una bella sera, tu stai veramente facendo conoscere il sapore della Sardegna con questi carcioffini. Carcioffini con la carne. Per te non è solo un fatto così di lavoro, è un fatto di sentimento. Assolutamente sì, a maggior ragione serate come queste dove da qui parte tutto, diciamo. Questo ristorante è stato aperto con l'idea e la voglia di far conoscere quelle che sono quella che è la cucina sarda nel mondo. Siamo qui in America, purtroppo c'è ancora un po' di ignoranza su quella che è la tipicità della regionalità, mentre il mio obiettivo, il mio goal è appunto quello di cercare di far conoscere i nostri piatti qua agli americani. Sta cancioppa, questa puttana, Rigorosamente sardi. ed è un diego. Ah no, i carciofi arrivano dalla California, mentre la botarga arriva direttamente dalla Sardegna. E non si linge si stirut. A dopo. Dopo a mangiare. This is Surocetetu Sardo. L'abbiamo fatta per l'occasione con i colori del nostro Cagliari. Poi formacelli, spatola e una serata che già ti sei mangiato. cominciamo con Forza Cagliari! Ora e sempre! Per finire le partule, le cepadas e le pavazzine rosso-blu all'urlo